Amici bellini, perdonate il video così, impromptu. Stavo preparando un contenuto, c'è la simulazione da fare, però sono a rischio burnout. Non so se voi sapete il concetto, cioè quando ti bruci perché troppe cose da fare non ti fermi mai e a un certo punto ti devi fermare perché il corpo te lo chiede proprio, ti dice stati fermo, non puoi fare un altro editing, non puoi fare un'altra cosa. Domani c'è il giorno di pausa generale, potrei postare la simulazione domani, molti non se ne fregano proprio, però era sfizioso perché la formazione che ci porta Sky porta addirittura Olivera centrale. Io non lo so se poi sarà così con la bocciatura, tra virgolette, di Rafa Marin, però stiamo lì, stiamo in campana. Vedete, sono stanco io per la stagione, immaginate come possono essere stanchi i ragazzi. E ringrazio tutti quelli del gruppo Telegram che stanno facendo un lavoro da professionisti proprio del calcio, dove era uscita una serie di cose, erano uscite una serie, Sport Mediaset aveva portato 15.000, l'Inter ha fatto 15.000 minuti in più del Napoli, bugie, falsità, e nel gruppo l'hanno debancata bene. Volevo fare un contenuto anche su questo, però devo fermarmi, devo assolutamente fermarmi. Contemporaneamente, mentre il mio corpo mi chiede di fermarmi, la mia mente mi incalza e dice devi fare il video, la gente vuole il video, la community si aspetta un video al giorno, e quindi vi faccio questo contenuto così brevissimo, dove non vi chiedo il like, non vi chiedo di iscrivervi, non vi chiedo proprio niente, ci salutiamo semplicemente, molto molto lavoro al di là di YouTube, proprio la vita che aumenta qua a New York, e quindi devo fare le cose che devo fare perché domani ho una serata importante, e quindi grazie a tutti quelli che comprendono la situazione. Ovviamente domenica non cambia niente, calendario libero per poterci vedere la partita, c'è la reaction, poi c'è la live. Quindi vediamo cosa riesco a portarvi domani. Qualcosa uscirà, probabilmente la simulazione, altre indiscrezioni di formazioni, capiamo anche il Torino. Un po' l'analisi l'avevamo già fatta, se ve la siete persa sta 2 giorni fa, perché ieri abbiamo parlato di mercato, inevitabile parlare di mercato, non si pigliasse collera nessuno. Però un po' di analisi Torino già l'avevamo fatta, quindi è già preistoria l'analisi del Torino, già stiamo pensando al Parma, al Genoa, al Cagliari. No, una alla volta, per carità. Vi chiedo perdono, ma vi voglio bene, vi abbraccio e vi bacio e ci vediamo presto. Io rilasso un attimo il corpo a zero tutto, perché non è solamente una questione di gambe, alle volte è una questione mentale, quindi ragioniamo anche su questo. Ah, non volevo dimenticare, se vi capita, se avete bisogno di un contenuto, come vi dissi, recuperatevi l'intervista di Juan Jesus sul canale del Napoli, recuperatevi anche quella di Mazzocchi, che secondo me è stata molto interessante. Il ragazzo è mentalmente molto più avanzato e mentalizzato di altri. Mi ha fatto veramente un'ottima impressione Mazzocchi, le parole che dice, il fatto che gli piace leggere, che gli piace disegnare, tutta una serie di cose. E poi chiude con una frase importantissima, perché il calcio nella vita di un uomo dura poco, poi resta l'uomo che sei, e non è assolutamente banale. Quindi il mio applauso a Mazzocchi e il mio abbraccio a voi, che con grande pazienza seguite comunque tutti i contenuti. A domani, non vi preoccupate, non mollo, però mi dovevo riposare un attimo.